Lavoratori in assemblea sindacale, possibili disservizi. Lati sceglie i 3 componenti del consiglio di amministrazione della Consortile. Favara in emergenza, ma il sindaco punta il dito contro i cittadini. 6 su 10 non pagano le tasse. Iniziative del governo Musumeci per promuovere la lingua siciliana. I professori non avranno l'obbligo di vaccinarsi, ma esplode la polemica. Tutto pronto a Grotte per il premio Raca al Mare. Santa Rosalia sorvolerà su un elicottero la città di Palermo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di acqua. Sempre più complicata la vicenda del servizio idrico in provincia di Agrigento. Lavoratori in assemblea, possibili ritardi nell'erogazione. Vediamo. Dopo il comunicato stampa di ieri delle organizzazioni sindacali che sollecitavano un intervento delle istituzioni a garanzia della continuità del servizio pubblico e della salvaguardia dei posti di lavoro, arriva un comunicato della gestione commissariale che avvisa che per giorno 9 luglio 2021, nelle ultime 5 ore lavorative, le organizzazioni sindacali di interesse hanno indetto un'assemblea del personale impiegato per la gestione del Lati a G9. Il comunicato avvisa gli utenti che per tale ragione saranno possibili rallentamenti nelle prestazioni erogate per l'utenza di interesse. Sempre più complicata dunque la vicenda del servizio idrico in provincia di Agrigento. Oggi in prefettura Vertice, alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa, del commissario straordinario Gervasio Venuti e del presidente del Lati Francesca Valenti. È una corsa contro il tempo per cercare di scongiurare il blocco delle attività a seguito della determinazione del Tribunale fallimentare che ha di fatto al momento congelato i crediti esigibili dalla gestione commissariale riferiti al periodo antecedente il 16 marzo 2021, data della dichiarazione dello stato di insolvenza delle 2 ormai ex società Girgenti Acque e Idrotecne. Voci di corridoio parlano di un tentativo di bloccare con un intervento del Tribunale ciò che era stato determinato dal Tribunale fallimentare, intervento che potrebbe essere giustificato da rischi di emergenza sociale e sanitaria. Azienda idrica Consortile. Lati sceglie il nuovo consiglio di amministrazione dell'AICA ed anche Ravanusa aderisce. Vediamo. I sindaci del Lati Assemblea Territoriale Idrica hanno scelto i nomi che andranno a comporre la terna del consiglio di amministrazione dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Domani, venerdì, sarà tutto formalizzato dal notaio che sottoscriverà la costituzione di questa azienda pubblica che gestirà il servizio idrico nei prossimi anni. Il presidente scelto dal Lati è Osvaldo De Gregoris, già direttore generale del gestore del servizio idrico a Catania, la Sidra SPA, e anche dirigente in passato della società Veolia. Poi Gerlandino Castaldi della società Luel che si occupa di acque e rifiuti ed ha tra gli altri realizzato il piano idrico della provincia di Agrigento. E infine il terzo componente del CDA è Fiorella Scalia, già capo dell'ufficio tecnico del comune di Altavilla Milicia, ma anche consulente della società Sogesid, della società Castalia e del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti. L'indiscussa e consolidata esperienza della terna scelta rappresenta un punto di partenza imprescindibile per una sana, economica e prudente gestione che deve caratterizzare il nuovo servizio idrico integrato, dicono i sindaci del Lati in una nota. E mentre a Lati si decideva il nuovo consiglio d'amministrazione, il sindaco di Ravanusa seguiva i lavori streaming. Il consiglio comunale di Ravanusa, con 10 voti favorevoli e 5 contrari, ha approvato l'atto costitutivo della nuova azienda e il conferimento della quota societaria. Ed a Favara emergenza rifiuti. Il sindaco Anna Alba punta il dito contro i cittadini. 6 su 10 non pagano le tasse e il comune non paga le ditte. Vediamo. Buongiorno cari concittadini, allora una serie di novità, purtroppo lo sappiamo che in questi giorni a causa di questa astensione arbitraria da parte dei netturbini le condizioni sanitarie della nostra comunità sono davvero degenerate, tant'è che ieri, prima telefonicamente e oggi con una nota da parte dell'ASP, viene accertato lo stato di emergenza sanitaria e proprio qualche minuto fa ho firmato insieme al dirigente un 191. Che cos'è un 191? È la dichiarazione di uno stato di emergenza in cui si intimano
o le ditte a riprendere immediatamente il servizio. Noi già abbiamo contattato le ditte che sono obbligate a subire un intervento del genere e mi auguro entro le prime ore di oggi pomeriggio il servizio possa riprendere togliere questo stato di emergenza e di degrado assoluto che vediamo in ogni angolo della città. Io come primo cittadino non mi sono mai sottratta alle responsabilità. Ho sempre detto che ognuno con i sbagli che commette assolutamente deve avere anche il coraggio di chiedere scusa alla comunità, però io non posso chiedere scusa per un sistema che è completamente deficitario. Noi attendevamo dei trasferimenti regionali che ancora non sono arrivati, abbiamo un sistema tributario che purtroppo vede i primi stessi netturbini che oggi scioperano e che hanno assolutamente legittimazione e diritto a chiedere lo stipendio, ad essere i primi grandi evasori di questo sistema tributario, e io veramente lo dico con amarezza. Se la nostra comunità non risponde con uno scatto di orgoglio perché ha un'evasione del 60%, significa che su 10 cittadini 6 non pagano. C'è veramente un retaggio di tipo culturale su cui Favara non potrà mai migliorare. Io sono veramente amareggiata perché, lo ripeto, mi assumo le responsabilità di tutto ciò che ne deriva, ma ognuno poi deve fare i conti con la propria responsabilità personale. Perché vedere Favara piena di rifiuti in un momento del genere in cui veramente dovevamo essere un po' tutti un po' più solidali è disarmante. Lo abbiamo cercato di dirlo in tutte le maniere e in tutti i modi. Forse quello che ci serve è un po' di crescita culturale, anche di cambio di sistema. Io ormai veramente sono alla fine del mio mandato e tutto pensavo tranne che concluderlo veramente in questo modo. In più c'è anche un'altra notizia che un po' mi preoccupa. Abbiamo triplicato, siamo in attesa di altri tamponi. Io non so, sto cercando di contattare l'ASP per capire se si tratta della variante Delta e quindi anche della possibilità della diffusione di questo contagio, soprattutto ora in estate in cui l'obbligo della mascherina all'aperto è venuta meno e c'è forse un po' più di disattenzione. Quindi le mie raccomandazioni sono veramente sempre le stesse. Ha avuto una situazione peggiore di quella attuale, di evitare di fomentare la città. In questo momento istigare e instillare all'odio la gente veramente serve a poco. Io vi inviterei a pagare le tasse, perché lo abbiamo sempre detto, pagare un servizio che dovrebbe autofinanziarsi rappresenta la prima azione virtuosa. E prima ancora che si vanti un diritto dobbiamo imporci dei doveri, tra cui il pagamento dei tributi. Io vi ringrazio, vi aggiornerò prossimamente in modo tale da poter capire quali saranno i risvolti per poter proseguire e garantire la pulizia della città. Mancato adeguamento contrattuale e nessun ripristino della contrattazione decentrata del personale del comune di Naro, scatta lo sciopero. Questa mattina i lavoratori hanno dato il via ad un'astensione che vuole richiamare l'attenzione dell'amministrazione su problemi diventati ormai annosi. Abbiamo cercato più volte un'interlocuzione produttiva con il comune, dicono il segretario della CISL Funzione Pubblica Salvatore Parello e Pietro Aquilino, coordinatore provinciale enti locali CGL. I nostri appelli sono rimasti più e più volte inascoltati, spiegano i dipendenti. A chiedere una giornata di sciopero i lavoratori, stante il perdurare delle criticità contestate, sono pronti a proseguire con altre forme di protesta. Tentato omicidio a Messina, arrestato l'aggressore, era latitante da settembre. I dettagli nel servizio.
Un 29enne è stato arrestato a Messina dalla polizia. I poliziotti della squadra mobile hanno proceduto ieri sera alla cattura di Vincenzo Tripodi, dichiarato latitante dal GIP di Messina dallo scorso 15 giugno. L'uomo si era reso infatti irreperibile dopo aver tentato di uccidere, secondo l'accusa, un 32enne. Da quanto emerso, il giovane aveva raggiunto la vittima presso il proprio domicilio, sparandogli a distanza ravvicinata ripetuti colpi con un'arma comune da sparo detenuta in maniera illegale. Ha poi abbandonato esami nella vittima e si è dileguato. A seguito delle ferite riportate, la vittima veniva trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove venivano riscontrate le ferite al torace, all'addome e alla mano. Il 32enne veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia con una prognosi di 30 giorni. Futili a quanto pare le motivazioni che avrebbero portato al grave episodio. Dagli accertamenti effettuati, la causa scatenante dall'insano gesto sembrerebbe essere di natura sentimentale. Ricercato attivamente da giorni, il latitante messinese è stato individuato e catturato intorno alle ore 19 di ieri a Gazzi a Messina e, in ottemperanza a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria, è stato trasferito presso la locale casa circondariale. La Polizia di Stato di Messina, con il coordinamento dell'autorità giudiziaria, ha così consegnato alla giustizia una persona ritenuta particolarmente pericolosa per la comunità, che dovrà adesso rispondere di tentato omicidio. I poliziotti del commissariato di Canicattì con gli agenti della squadra mobile di Agrigento hanno arrestato un 36enne di Licata, Giuseppe Savio Bonvissuto, in seguito a un blitz antidroga scattato in un fondo agricolo in contrada Corrige San Filippo. La polizia ha rinvenuto oltre 4.000 piante di marijuana. La dose, se immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 250.000 euro. A fare da guardia alla maxi piantagione c'era il licatese Bonvissuto, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Era armato e in possesso di una pistola calibro 7,65 con 7 colpi. Adesso è agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione, produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto illegale di armi. Minacce e violenze alla moglie, denunciato 60enne, successo nel quartiere del Villaggio Mosè ad Agrigento, ed anche un caso di bracconaggio a Sciacca, denunciato pensionato. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Intensa l'attività dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento e provincia, intervenuti in merito a interventi su un marito violento e quindi anche nel campo del contrasto al bracconaggio. Una donna di 41 anni, infatti di origine tunisina, residente nella località di Villaggio Mosè ad Agrigento, si era rivolta ai carabinieri della locale stazione al culmine dell'ennesima lite avuta con il marito, un uomo pensionato di 60 anni. È stato quindi denunciato dalla donna, che ha raccontato delle continue aggressioni fisiche, delle minacce e dei maltrattamenti che era costretta a subire già da qualche mese, episodi che avvenivano tra le mura domestiche della loro casa. I militari dell'Arma, dopo aver ricevuto la denuncia, si sono messi subito all'opera, avviando i primi accertamenti e hanno indotto quindi a collocare temporaneamente la vittima, la donna, in una struttura protetta a carico dell'uomo. È stata inoltre informata di reato la Procura della Repubblica di Agrigento per maltrattamenti in famiglia. E nel campo del bracconaggio, la mattina del 6 luglio, i carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo, coadiuvati dai militari della compagnia dei Carabinieri di Sciacca, sono intervenuti in località San Marco di Sciacca per una segnalazione pervenuta presso la sala operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali. La segnalazione riguardava quindi un'attività di bracconaggio con l'utilizzo di mezzi di caccia illegali. I carabinieri, quindi, perlustrando la zona di interesse, hanno individuato la presenza di 5 trappole disseminate in una vasta area, trappole costituite da congegni meccanici muniti di lacci in acciaio pronte a scattare e a catturare gli animali in transito. Le trappole erano destinate alla cattura di istrici, una specie protetta di cui non è consentita la caccia in alcun modo. Quindi i militari dell'Arma hanno predisposto un servizio di appostamento che ha consentito di individuare il presunto responsabile dell'attività di bracconaggio. Si trattava di un cittadino di origine tunisina di 66 anni, pensionato, residente nella città di Sciacca. Fortunatamente le trappole non sono entrate in funzione, sono state rimosse e sequestrate e l'uomo quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica Saccense. Si finge un operatore Poste Italiane con una scusa
dell'imminente scadenza della carta postepay riesce a truffare un operaio agrigentino di 52 anni. È successo a Calamonaci. L'uomo, che a peccato di evidente ingenuità ha fornito alcuni dati e in breve tempo dal suo conto sono spariti circa 7.000 euro. Quando ha capito di essere stato raggirato si è presentato alla locale stazione dei Carabinieri sporgendo denuncia. I militari dell'Arma, insieme ai colleghi della compagnia di Sciacca, sono riusciti a risalire ai responsabili. Si tratta di 2 uomini con precedenti specifici residenti nel napoletano. Entrambi sono stati denunciati. Identità siciliana, formati 300 docenti e presentati oltre 100 progetti nelle scuole. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parla di obiettivo raggiunto. Vediamo. È importante, è essenziale che i nostri ragazzi nelle scuole imparino la lingua italiana. È molto utile che i nostri ragazzi imparino le lingue straniere, ma è altrettanto necessario che i nostri ragazzi tornino a conoscere la lingua siciliana. Nella sua storia, nella sua letteratura, la Sicilia è diventata materia dei processi didattici. Stiamo dando attuazione ad una legge già esistente da 10 anni e sostanzialmente mai applicata. Questo è l'obiettivo che avevamo fissato all'inizio della legislatura e che finalmente abbiamo raggiunto. Circa 300 docenti coinvolti, circa 200 scuole di ogni ordine e grado in Sicilia hanno promosso e valorizzato la lingua, la storia e la letteratura siciliana. A scuola di identità siciliana per promuovere la trasmissione dei saperi e valorizzare la storia e la cultura tradizionale della Sicilia a partire dal suo patrimonio linguistico. I risultati raggiunti dalle azioni messe in campo con un investimento di circa 104.000 euro del bilancio della Regione, dell'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale e dal lavoro tecnico istituito 3 anni fa sono stati illustrati dal presidente della Regione Nello Musumeci, dall'assessore regionale Roberto Lagalla, dei docenti universitari Giovanni Ruffino e Giuseppe Barone, dal preside del liceo Umberto I di Palermo Vitolo Scrudato. All'incontro ha partecipato il deputato regionale Nicola D'Agostino, che insieme con Salvatore Lentini e altri deputati è stato tra i promotori della legislazione regionale in materia e che ha manifestato apprezzamento per l'attenzione posta dal governo all'applicazione delle leggi di iniziativa parlamentare. Circa 200 scuole sono già impegnate a rappresentare quella identità siciliana che a me piace chiamare l'universo pluriverso della nostra Sicilia. Così ha affermato l'assessore regionale Lagalla, in un tempo in cui nella stampa anglosassone si parla di glocale, la dimensione internazionale che dobbiamo dare alla cultura e alla formazione dei nostri giovani. Con questa iniziativa intendiamo valorizzare le radici della nostra Sicilia. Non è possibile conoscere la propria terra, la propria regione, se non si conoscono la storia e le radici. Da queste possiamo costruire l'albero della comunità, della libertà, della civiltà. Portato sulle risorse dell'assessorato regionale istruzione e formazione professionale, con interventi per la verità modesti sul piano del valore della cifra in se stessa, ma altamente simbolici e soprattutto funzionali alla realizzazione di quanto è stato fin qui fatto: formazione dei docenti, progettazione delle attività formative, realizzazione di una piattaforma multimediale già operativa e di prossima distribuzione alle scuole, e ulteriormente finanzieremo le attività progettuali delle scuole. Fino a questo momento 105 progetti presentati. I docenti per poter operare in maniera efficace devono essere motivati e preparati. La motivazione deve essere profonda e profondamente culturale e naturalmente la preparazione deve esserci. Da qui i corsi di formazione nelle varie prospettive: linguistica, storica, letteraria, demoantropologica.
Nella prima fase sono state individuate 3 scuole polo per l'attuazione dei diversi programmi: il Liceo Galileo Galilei di Catania, il Liceo Ruggero VII di Caltanissetta e il Liceo Umberto I di Palermo, quest'ultimo scelto anche come scuola capofila del progetto Centro di Spesa. Sono stati poi designati docenti referenti in numerose scuole con il compito di informare sui percorsi formativi e promuovere ogni possibile attività. Il progetto, tuttora in corso, si è sviluppato in 3 fasi a partire dal mese di maggio 2019 e sino alla fine del 2020, un'attività di formazione a cascata che ha prodotto 105 progetti da attivare le scuole, attualmente all'esame del tavolo tecnico, che potranno essere incentivati e attuati nel prossimo anno scolastico. Una storia già vista, potremmo chiamarlo così, il dibattito degli ultimi giorni attorno alla scuola, vaccinazioni di docenti e studenti in vista del prossimo anno scolastico in presenza a settembre. Professori come i medici, il ministro Bianchi dice no all'obbligo vaccinale, sia a campagna di sensibilizzazione per immunizzazione. I dettagli nel servizio. Regioni in ritardo nelle vaccinazioni dei docenti e questa può essere una concausa del rischio DAD con la ripartenza di metà settembre. Ad annunciarlo il commissario Francesco Paolo Figliuolo, 8-9 amministrazioni sono ancora ampiamente lontane dall'80% della copertura per la prima vaccinazione degli operatori scolastici, ha detto così il generale che guida la task force per l'emergenza Covid, e qui bisogna dunque cercare di fare di più. Il commissario Figliuolo sta scrivendo ai presidenti regionali per accelerare sulla scuola. In tutta Italia sono oltre 1 milione professori e il personale scolastico vaccinato, ma ancora 216.221 coloro che non hanno fatto neppure la prima dose. Negli ultimi 15 giorni sono stati raggiunti meno di 20.000 tra maestre e professori, un numero davvero basso. 5 regioni più la provincia di Bolzano hanno una percentuale di personale scolastico senza alcuna copertura sopra il 25%. La Sicilia, ad esempio, è al 43,58%. Ancora più bassi sono i numeri nella fascia 12-19 anni, per lo più studenti, su una platea di 4.6.179.000. Hanno completato il ciclo vaccinale il 3,87% e 994.000 hanno fatto soltanto la prima dose. 3,8 milioni di ragazzi sono completamente scoperti. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, a fronte del pericolo DAD successivo all'annuncio del Comitato Tecnico Scientifico a settembre a scuola con mascherine e distanziamento, chiederà al comitato stesso di rivedere la posizione in base alla crescita dei vaccinati. Le vaccinazioni stanno andando avanti e noi chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico che ne tenga conto. L'obiettivo del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi comunque è riaprire la scuola a settembre facendo tornare tutti gli studenti in presenza. Stiamo lavorando per aprire la scuola senza se e senza ma, dice Bianchi, un'opzione che il ministero non abbandona e che per essere realizzata potrebbe necessitare di un avvio dell'anno scolastico simile a quello di 12 mesi fa, con mascherine e distanziamento. La vera novità rispetto allo scorso anno riguarda però le vaccinazioni. Bianchi sottolinea che non c'è l'obbligo di sottoporsi alla somministrazione. Ricordo però che la Costituzione riconosce, dice ancora il ministro, i diritti individuali, ma anche la necessità e il dovere della solidarietà. Siamo in grado di vaccinare tutto il paese entro settembre. Chi non lo vuole fare deve esprimerlo di fronte al paese, ma si deve porre anche il problema della comunità, perché il paese non riparte se non c'è il senso di responsabilità collettiva che è il cuore stesso della scuola. Sulla riapertura della scuola interviene anche il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso. Limitarsi a dire che l'avvio dell'anno scolastico sarà con mascherine e distanziamento, quindi esattamente come nel 2020, non è sufficiente. Ci sono altre questioni fondamentali che possono incidere a fondo su come si tornerà in classe, su cui chiediamo chiarezza alle autorità sanitarie, al Comitato Tecnico Scientifico, ad esempio il tema del monitoraggio, del tracciamento del virus. Il problema non riguarda solo gli studenti, come ha ricordato l'ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo. Il 15% del personale scolastico, oltre 200.000 persone, non ha ricevuto nemmeno una dose. Io sarei per un obbligo generalizzato, obbligo ora non applicabile né per i docenti né per gli studenti, per cui è ancora presto, ma da qui a fine anno si potrà iniziare a ragionare su questa ipotesi, visto che ci sono già diverse vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica. Per Fabio Ciciliano, membro del comitato, si può pure pensare di rendere
rendere obbligatorio il vaccino, ma credo sia, dice, un percorso difficilmente realizzabile, visti i tempi stretti ed essendo necessaria una volontà politica chiara e un percorso parlamentare ben definito. Ciciliano ritiene che professori e il personale scolastico per settembre saranno tutti vaccinati, in realtà difficilmente sarà così, considerando la mancata adesione alla campagna vaccinale di circa il 15% del personale scolastico, motivo per cui la discussione sull'obbligo vaccinale a scuola potrebbe diventare attuale nei prossimi giorni. Centro clinico Nemo Sud di Messina, la protesta dei lavoratori si sposta domani a Palermo. Vediamo. La giornata del 30 resterà negli annali della regione siciliana come una giornata nera, una giornata di assoluta follia amministrativa, follia di governo, una giornata nella quale si è letteralmente, si sta continuando da quel momento in poi, non solo da quello, a giocare con la pelle e con la vita delle persone. La cosa incredibile è da un lato il voltafaccia di qualche mese fa del Presidente della Regione Musumeci che dichiarò di aver trovato una soluzione e dall'altra quello che è avvenuto appunto il 30 giugno con l'assessore Razza che fa una disposizione assieme al direttore generale dell'assessorato alla sanità La Rocca che viene addirittura smentito e definito illegittimo il suo atto dal commissario del Policlinico che fra l'altro è un suo nominato. O c'è un gioco delle parti o davvero siamo nel mondo dei pazzi. Sostanza di tutta questa vicenda è che a fare le spese sono lavoratori, cittadini, ammalati e familiari degli ammalati. Noi abbiamo detto che non ci arrendiamo e non ci fermeremo. La manifestazione che avevamo sospeso, prevista per il 7, si terrà venerdì 9. Venerdì saremo a Palermo assieme ai lavoratori, assieme alle famiglie dei pazienti, per dire che non solo il centro non andiamo a chiudere, ma alla luce di quanto è avvenuto e quanto avverrà purtroppo nei prossimi giorni, perché quello che è avvenuto ieri non è un caso, e che oggettivamente non c'è una multidisciplinarità per gestire questo tipo di patologie, è necessario mantenere in vita il centro Nemo, dare una prospettiva ai lavoratori e soprattutto essere accanto alle persone che soffrono, già vivono drammi e patologie difficili. Non poterle neanche curare o alleviare le cure o alleviare i dolori è davvero drammatico. Da un lato c'è un aspetto, come dire, territoriale, però io non sono così pessimista perché una petizione online lanciata, che abbiamo lanciato nei giorni scorsi ha già raggiunto quasi 50.000 firme e oggi essere fra l'altro raggiungere questo tipo di adesione non è assolutamente semplice e soprattutto sui social, perché ormai i social la fanno da padrone, c'è un quotidiano diluvio di solidarietà nei confronti del centro Nemo. Quindi certamente i cittadini sono vicini, molti forse non si schiodano dalle sedie, pure il caldo non aiuta, questa temperatura di questi giorni non ci ha aiutato, però la presenza c'era e noi speriamo che anche a Palermo ci sia un sostegno da parte dei cittadini, da parte delle persone, delle familiari, perché davvero questa è una vicenda che grida, lo dico davvero umanamente grida dolore. Quello che abbiamo visto ieri è vergognoso e offende la coscienza di tutti noi. Noi non ci fermeremo e assieme ai lavoratori lotteremo fino in fondo perché il centro Nemo non cada nella vicenda del centro Nemo nel dimenticatoio, né che il centro Nemo diventi una dimenticanza. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Lunedì prossimo torna il premio Racalmare Città di Grotte. Dopo la morte di Leonardo Sciascia, suo presidente, fu deciso di intitolare il premio allo scrittore. Gaspare Agnello presenterà il suo recente libro La terrazza della noce. Verrà inaugurata la mostra fotografica di Angelo Pitrone. Presiederà l'evento l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. A Grotte è un'interessante iniziativa dedicata al grande scrittore Leonardo Sciascia nell'ambito delle iniziative di Racalmare. Ci sarà anche la presentazione di un suo libro scritto in merito appunto al tema. Professor Agnello. Sì, giorno 12 noi abbiamo raccolto assieme alla Proloco di Grotte presieduta da Filippo Vitello, abbiamo raccolto tutte o parte delle fotografie che sono state scattate durante i 5 anni della presidenza di Leonardo Sciascia del premio Racalmare. Erano documenti importantissimi che si stavano perdendo, perché a Grotte è venuto tramite Sciascia, tramite Consolo, tramite Bufalino la più grande cultura di fine Novecento. E allora abbiamo raccolto 30 scatti di Leone,
di Scianna, di Pitrone, e abbiamo fatto una mostra che si aprirà alle ore 18 nell'atrio del Palazzo Comunale di Grotte. A seguire sarà presentato il mio libro La terrazza della noce, che racconta la mia avventura con Leonardo Sciascia. In 110 pagine ho raccolto tutto il pensiero sciasciano e ho parlato di tutti questi grandi personaggi che sono transitati da Grotte. Un libro di 110 pagine che io raccomando soprattutto ai giovani studenti. Voi nelle scuole non studiate la letteratura di fine Novecento perché non arrivate mai a concludere i programmi e arrivare a questo periodo storico della letteratura. Con questo libro potete avere contezza di quello che è avvenuto negli ultimi decenni del Novecento nella letteratura siciliana. Quindi giorno 12 lunedì alle 18 io invito l'intelligenza agrigentina ad essere presente a Grotte per assistere a un avvenimento di grande rilevanza che la Proloco e il Comune di Grotte hanno organizzato con grande sforzo e grande sacrificio. Festino di Santa Rosalia in elicottero sulla città di Palermo, la reliquia. Vediamo. Sindaco, la sostanziale differenza rispetto all'anno scorso è che quest'anno ci saranno i turisti. È comunque un festino limitato, non ci sarà la manifestazione, il corteo, che festino sarà? Santa Rosalia, come ogni anno, ci invita ad essere liberi dalla paura. Ci invita a essere liberi dalla paura della peste, tutte le sue forme. E l'unico modo per essere liberi dalla paura è avere cura. E Santa Rosalia ci invita ad avere cura di noi stessi, avere cura degli altri, avere cura del diverso. E anche quest'anno noi altri avremo cura, cercheremo di avere cura come abbiamo avuto cura l'anno scorso con una Palermo sospesa. Quest'anno la Palermo si è messa in movimento, ma continua ad avere cura. Continua ad avere cura anche di Santa Rosalia, della devozione per Santa Rosalia, attraverso momenti forti, come sono forti i momenti religiosi in cattedrale, come forte è il momento della illuminazione della città, come forte è il momento dei fuochi che vengono diffusi da 5 posti diversi, per aver cura che non ci siano troppi assembramenti, per aver cura appunto della salute, e attraverso il carro, il bellissimo carro restaurato del 2019, collocato ai 4 canti per ricordare che c'è un passato e c'è un futuro. E l'invito a tutti, il giorno 14 di luglio, anzi soprattutto nel passaggio del 14 e il 15 di luglio, di dire viva Palermo e Santa Rosalia. Invito tutti i palermitani a mezzanotte, ovunque siano, di dire viva Palermo e Santa Rosalia. Sarà un viva Palermo e Santa Rosalia della comunità palermitana e il sindaco farà parte di questa comunità, anche lui gridando ovunque gli sarà in quel momento viva Palermo e Santa Rosalia. Allora, un festino diverso. Il 197esimo festino è un festino anche importante. Stiamo continuando a vivere questa pandemia, ma allo stesso tempo a reagire. Beh, senza dubbio. Il festino sarà una rinnovata opportunità per poter riconsiderare la figura di Santa Rosalia, perché ci dice che abbiamo dinanzi l'unica via, che è quella di prenderci cura gli uni degli altri. E mai come in questo tempo di pandemia abbiamo riscoperto che non ci può essere altra via. Certamente penso ai vaccini, penso alla nostra capacità di rispettare regole condivise sanitarie, ma Santa Rosalia ci ricorda che è una questione molto più pregnante, quella di ripensare a partire dal cuore le nostre relazioni e il nostro modo di vivere la casa comune, nel segno della corresponsabilità. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.